amministrative di Giancarlo Gentilini, una preoccupazione fondata secondo il commissario elettorale Federico Caner, che punta tutto sull'operato dello sceriffo. Aria pesante in questi giorni al K3, ma anche a Casugana, dove la crisi della Liga, ma anche le dimissioni del segretario Giorgio Granello sono piombate come un macigno sulla campagna elettorale di Giancarlo Gentilini. Non a caso, oltre al commissariamento della Marca, da Padova hanno deciso di nominare un referente speciale per le elezioni a Treviso, considerato una roccaforte da difendere a tutti i costi. Così, rotti gli indugi, in primo piano è sceso Federico Caner, già a suo tempo possibile candidato sindaco, che ora, oltre agli impegni in Lega con Maroni e in Regione con Zaia, ha anche quelli di Treviso con Gentilini. Caner, giustamente preoccupato per il possibile calo dei consensi dopo le ultime vicende, ribatte. Gentilini è il sindaco di tutti, il sindaco dei bianchi, rossi, verdi, non ha colore politico e quindi penso possa rappresentare bene tutta la popolazione trevigiana. Certo che questa debolezza della Liga influisce anche sullo scacchiere elettivo con gli alleati, col rischio di essere impallinati dal fuoco amico più che dagli avversari. L'alleanza si farà e proprio in questi giorni verrà anche ufficializzata con i nomi. E sul futuro della Lega Caner non ha dubbi e non le risparmia alla storica dirigenza dei Gobbo e dei Darè. Il nostro partito è un partito che è sempre stato diretto in maniera verticistica, quindi non si è mai capito il momento democratico all'interno di questo movimento. Si è sempre pensato che ci fosse un padrone del partito, ma in realtà non è così. Non si può più ragionare con un partito verticistico, con un leader come era Bossi, che ha fatto la sua parte, il suo tempo. Ora a livello democratico si fanno i congressi, chi vince dirige il movimento fino alla scadenza, dopodiché democraticamente si torna al voto e si decide se confermare o se cambiare il segretario, ma non è possibile che si ragioni come un tempo che chi ha fatto il partito anche lo distrugge. E ora la cronaca col terribile incidente di stanotte a Ramera di Mareno di Piave, una